Ce l'abbiamo vista brutta perché il fuoco è arrivato alle porte dello stabilimento, pronto a entrare, alcuni tubi erano già incendiati verso l'interno, quindi è stato un momento drammatico, sì, drammatico. Tanta paura alla Grand Place 2001 di via Martiri della Libertà a Grantorto, dove giovedì sera è divampato un pauroso incendio nel deposito esterno dello stabilimento. Fiamme alte, una nuvola di fumo nero visibili a chilometri di distanza. Massiccio l'intervento dei vigili del fuoco che in tempi record sono riusciti a domare il rogo, evitando che si propagasse al resto dell'azienda e intaccasse le vicine abitazioni. 2 operai, uno di 29 anni, il collega di 56, sono intervenuti per primi per cercare di spegnere il fuoco in attesa dei pompieri. Avendo respirato fumo sono stati sottoposti ad accertamenti sanitari, ma già in giornata sono stati dimessi. Il sindaco in via precauzionale aveva invitato i residenti a chiudere porte e finestre sino al via libera dato da ARPAV, che ora sta facendo le verifiche sulle acque reflue dopo le operazioni di spegnimento. Stanno analizzando giustamente anche se c'è qualche residuo sull'acqua e l'ARPA mi ha chiamato stamattina, ha detto che insomma sembra che sia tutto a posto, insomma è passata la paura, voglio tranquillizzare i miei cittadini e voglio ringraziare veramente, ripeto, tutti coloro che si sono dati da fare. Un plauso per il lavoro fatto per evitare che le conseguenze del rogo, anche a carattere ambientale, fossero più gravi, è arrivato dall'assessora regionale all'ambiente Elisa Venturini, che ha rivolto un pensiero anche ai 2 operai finiti in ospedale. Intanto è ancora da capire cosa possa avere scatenato l'incendio. I vigili del fuoco hanno lavorato per ore per smassare tutto il materiale andato incendiato nel pauroso rogo che è divampato alla Grand Place 2001 qui a Grantorto e per mettere in sicurezza l'intero piazzale. Adesso è il momento della conta dei danni. Ci sono dei danni ingenti, pensiamo circa 1 milione di euro di danni tra il piazzale esterno, qualche impianto e qualche muratura, qualche riparazione da fare, quindi sicuramente c'è qualcosa da fare.